L'auto, una Ford Kuga, ha attraversato l'incrocio in via Bonfadini a Mogliano Veneto, una velocità ridotta, come volesse fermarsi. L'automobilista ha poi imboccato via Braida nel disperato tentativo di accostare, ma l'auto ha continuato la corsa volando in un terreno agricolo. L'automobilista è rimasto immobile nell'abitacolo, forse colto da un malore improvviso. A raccontarci il drammatico incidente un uomo che si trovava nell'auto dietro a quella della vittima. Ho visto il signore che era dinanzi a me, che ha attraversato la strada e poi ha rallentato un po' nel lato opposto, però l'ho visto che non l'aveva presa nel senso giusto, nella posizione giusta, perché era troppo a sinistra. E io ho girato ovviamente a sinistra, ho proseguito il mio percorso, ma mi sono fermato subito dopo per capire cosa era successo, perché no, era anomala quella manovra. E in effetti ho trovato l'auto sulla scarpata. L'uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEME 118 con l'elicottero che hanno tentato di rianimare l'automobilista, ma per lui non c'era più nulla da fare. La vittima è Tiziano Flamengo, 71 anni, residente a Casier. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e le cause che hanno portato alla fuoriuscita della vettura. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi in transito. Il 71enne, ex rappresentante in pensione, lascia la moglie e due figli.